Pina, ma cosa stai preparando? Sto preparando la crema fritta. Ecco qui gli ultimi pezzi, perché già li abbiamo cotti, ecco, questi sono quelli pronti. E qui gli ultimi pezzi. Ma come si prepara questo dolce siciliano? E questo si prepara, si fa la crema la sera prima. Crema di latte, amido e zucchero. Poi si fa raffreddare, perché se non è freddo deve avere questa consistenza. Vede? Quindi deve essere ben freddo, Sì. e denso. E poi lo passiamo prima. Poi lo passiamo prima nell'uovo e poi nella mollica. Quindi questa è mollica di pane. Mollica di pane, visto che la mollica di pane è un pochino salata, potete aggiungere un pochino di zucchero nella mollica. E poi si fa quindi questa Poi veloce si frigge. impanatura intanto. Sì, e poi si frigge. E qua c'è il risultato finale. Allora, adesso andiamo a vedere anche come si segue la frittura. L'olio è già caldo, perché abbiamo fatto la prima frittura. E adesso completiamo anche questi ultimi pezzi. Una frittura veloce per un dolce buono, che una volta si preparava spesso in Sicilia, vero? Sì, questi erano, diciamo, i dolci della domenica, durante la settimana, se veniva qualcuno, facciamo qualcosa e poi facevamo questo, perché era semplice. Non è che non li mangiamo i dolci comprati, li mangiamo pure quando... Però questi hanno un altro sapore, perché hanno il sapore della tradizione, della storia. Quindi la crema è uguale a quella del bianco mangiare. La crema è uguale a quella del bianco mangiare, solo che nel bianco mangiare c'è fatta con i biscotti, quindi... Possiamo ricordare le dosi un po', vediamo chi si è Sì, collegato. allora, per un litro di latte 100 grammi di amido e 100 di zucchero, poi se lo volete meno dolce lo togliete, se lo volete più dolce lo aggiungete. Che amido utilizziamo? Amido di mais, non possiamo dire la marca. Quindi poi si mette tutto Si mette tutto nella pentola e si mette sul fuoco per farla addensare. E tranquilli che non fa bruni, giratela. quando bolle diventa denso, si spegne, Si spegne, si continua a mette girare un po' ancora. un pochino, sì, e si mette in un contenitore. Se dovete fare la crema questa qua fritta, mettete un contenitore più alto, così viene più alta, o come la preferite. Se no, preferite più sottile, la mettete anche in un piatto. Abbiamo già terminato la frittura, Sì, sì. quindi pochi minuti, perché è tutto già cotto, quindi Pochi minuti. Io poi prendo il tovagliolo e vi faccio vedere che l'asciugo, perché io uso olio di oliva e come notate è asciutto. Magari avete un timore di farla. questi si possono mangiare quindi tra qualche minuto, quando saranno tiepidi. Sì, sì. E poi si possono conservare come? In frigo oppure a temperatura ambiente? A temperatura ambiente, visto che per ora magari tanto caldo non c'è, altrimenti nel frigo, ma tanto non durano. Quindi. Che finiscono subito. Sappiamo che tu li completi anche con Sì, qualcosa io di li colorato. completo- Sì, adesso gli mettiamo un pochino di... Glieli mettiamo lo stesso anche se non li prendono, perché si squaglia. Bisogna farli raffreddare, no? Sì. Li potete mettere un pochino di questo, oppure cioccolato, quello che vi piace. È a discrezione del... Pina, ti saluta Rita dalla Sardegna, un'altra bellissima isola. Salutiamo tutti gli amici Ciao! che vivono in questa fantastica isola. Magari possiamo fare un gemellaggio e scoprire anche le vostre tradizioni. Esatto. Uniamo le due isole. Perché a me piacerebbe fare un dolce della Sardegna. Ecco, magari Pina, dacci qualche ricetta della tua tradizione, dai. Invitici in Sardegna, verremo a trovarti con Pina e con Filippo magari. E ci fai... E invece qui hai preparato il bianco mangiare il bianco mangiare. con i biscotti in questo caso. Questo è con i biscotti.
Allora, noi ti ringraziamo Pina, adesso andiamo da Filippo perché Filippo ha acceso il forno per prepararci le castagne infornate. Grazie a voi e a tutti quelli che ci seguono. Ciao ciao e grazie ancora. Ciao ciao. Ciao ciao.